Veneto e Tirolo, due realtà molto simili tra loro. La linea del passato le unisce attraverso questo libro, 1809, l'insorgenza veneta, la lotta contro Napoleone nella terra di San Marco. Un pensiero europeo che punta al territorio tirolese, perché è proprio da queste terre che lo scrittore Ettore Beggiato ha preso l'ispirazione per dedicarsi alla rinascita della storia veneta, soprattutto grazie alla figura del patriota sudtirolese Andreas Hofer. Faccio un riferimento a Andreas Hofer e soprattutto ho trovato una lettera immaginaria del allora patriarca di Venezia Albino Luciani, futuro Papa Giovanni Paolo I, che scriveva proprio ad Andreas Hofer esaltandone le doti di combattente per la libertà e per la fede religiosa. Un testo che si inserisce perfettamente nel bicentenario feriano e così ecco la voglia del movimento Südtiroler Freiheit di esserne parte. Per noi è importante anche far capire alla popolazione italiana nel Sudtirolo che ci sono paralleli della lotta dell'autodeterminazione ma anche dell'indipendenza del Sudtirolo e anche del Veneto durante questo episodio storico della conquista dell'Europa delle truppe Napoleone. E perciò è anche importante presentare questo libro e così presentare qualcosa per questo anno che è molto importante per noi a far ricordare la gente, perché questa parte della storia tante persone non la conoscono. Radici passate che riemergono e che puntano a tenere viva l'attenzione sulla cultura del territorio.